24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Dopo i risultati disastrosi del Popolo della Libertà alle elezioni comunali e un consenso sotto le aspettative ottenuto dalla Lega Nord, il Partito Democratico analizza i propri risultati, ritenuti soddisfacenti in chiave futura. Il fatto che la Lega stia crollando è di fronte agli occhi di tutti e adesso vedremo nel prossimo periodo tra di loro uno scontro all'arma bianca perché non vanno più d'accordo e in qualche modo devono capire come riconvertirsi. Hanno una figura molto buona a Verona che è Flavio Tosi, non c'è dubbio, è anche uno che si è smarcato molto da Bossi e che quindi ha detto chiaro e tondo come la pensa, e onore al merito, è uno bravo, ma hanno un disastro in generale. Sicuramente una parte del voto del centrodestra è andato su Grillo, gente che fa un voto di protesta perché non è più convinta del voto fatto prima. Sicuramente sono andati anche in altre formazioni, ma se guardiamo l'insieme dei voti validi potete vedere che una parte del voto è arrivata anche al Partito Democratico, perché verrà presto fatta una simulazione nazionale con i voti parziali e vedrete che c'è un partito che cresce e si chiama Partito Democratico. È sostanzialmente positivo il quadro della sanità veneta che emerge dalla nuova analisi sui migliori e peggiori ospedali italiani tracciata dall'Agenas con il Ministero della Salute. Dall'esame dei principali 9 indicatori di riferimento emergono alcune criticità, soprattutto nel trattamento dell'infarto o della frattura del collo del femore, ma la conclusione è che nella nostra regione l'offerta di qualità non manca mai. Le classifiche dicono che ad accaparrarsi le prime posizioni per la qualità dei servizi sono le piccole strutture come Tiene, Legnago, Cittadella, Mirano, Castelfranco, Portogruaro, Montecchio, Feltre, poi privati convenzionati come Negrar in provincia di Verona, Villa Eretegna a Vicenza e Villa Salus a Venezia. La promozione dell'allattamento materno esclusivo alla dimissione dall'ospedale e fino al 6° mese di vita ed il mantenimento del latte materno sono gli obiettivi principali di una serie di azioni che un punto nascita certificato dall'UNICEF come ospedale amico del bambino deve perseguire. Da oltre 10 anni l'ospedale Fracastoro dell'ULSS 20 di Verona è riconosciuto Baby Friendly Hospital e nei primi mesi di quest'anno è avvenuta la rivalutazione ufficiale che ha confermato l'ottimo livello di raggiungimento degli obiettivi. Da parte del Dipartimento Materno Infantile dell'ULSS 20 è stato per cui organizzato un evento congressuale che si terrà sabato 19 maggio in Gran Guardia, con l'intento di presentare un decennio di attività e di illustrare lo stato attuale dei progetti UNICEF su ospedali e comunità. Musei veneziani in arretramento. Nonostante un'annata eccellente per il turismo in laguna e una crescita di visitatori in molte delle raccolte, i musei veneziani civici e statali hanno perso qualche posizione nella classifica generale del 2011, resa nota in questi giorni dal Giornale dell'Arte. Palazzo Ducale resta il terzo museo italiano, con oltre 1.400.000 visitatori, alle spalle dei Musei Vaticani e degli Uffizi, ma a livello mondiale perde la sua 30ª posizione, scendendo al 34° posto. Ma anche a livello italiano il sistema museale veneziano perde qualche posizione, a cominciare dal Museo del Tesoro di San Marco e continuando con la collezione Guggenheim, le Gallerie dell'Accademia, l'Archeologico, il Correr, il Museo Vetrario di Murano e la Galleria Franchetti alla Cadoro. Nel suo locale metteva in tavola specialità di pesce, ma ai più affezionati serviva anche droga. Con questa accusa è finito in carcere il titolare di un ristorante nel Vicentino, un 50enne incensurato residente a Tombolo nel Padovano. I carabinieri del Nord di Bassano del Grappa lo hanno arrestato dopo circa 4 mesi di indagini, durante le quali hanno monitorato il via vai di assuntori e tossicodipendenti da e per il locale. Con il Padovano è finito in cella pure il corriere della droga, un albanese di 33 anni, che è stato fermato appena fuori dal ristorante dove era stato per consegnare 25 grammi di cocaina.
Disoccupazione, la crisi spazza via gli over 40, moltissimi senza lavoro, tra loro ex manager e segretari d'azienda che pur di lavorare si offrono come facchini o badanti. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.